Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Allora, Fioi, siamo su NBA stagione 13-14. Siamo ancora in regular season perché ho fatto il record di punti, distrutto Chamberlain, record di tiri da 3 realizzati in una partita. Ora voglio il record di assist, che è dell'ultimo forse record, che rimane a Veneziano. Siamo uno squadrone, ragazzi, devastante, campione del mondo NBA in carica. Ho vinto tutto quello che potevo vincere. New York 2-6, Chicago 10-1, signori. Vai, sempre in casa allo United Center. E si comincia, ragazzi. Veneziano vuole record di assist. Subito fallo, però era 38 il record. Devo un attimo. Aspetta, scusate, one moment please. Scusate un attimo, siamo qua insieme, tutti insieme appassionatamente. Allora, fammi ragionare. Allora, one moment. Trenta assist. Parevano di più, vabbè. Noi puntiamo ai 40. Mamma mia, subito New York. Eccolo qua il Cume, il nuovo recordman di punti realizzati in una singola partita, ben 112. E subito il tassametro corre, il tassametro di Veneziano corre già. Chicago ha detto che è assolutamente d'accordo nel far giocare molto, di far giocare, diciamo, tra virgolette, solo il Cume in queste due partite. In casa le voleva ovviamente per gli sponsor, per tutto. È talmente dominante che Veneziano può decidere anche questo. Ecco qua il Cuba poteva anche andare a punti, invece sarà un'ossessione fare il record. Howard, mamma mia Howard. Blake. Chiaramente New York sta marcando ma tantissimo perché non vuole entrare nella storia della porta sbagliata. Ecco. Inizio non bello, eh. Ah, madonna, Howard è no dominante però di più. Un grande colpo per Chicago. Yes. Howard. Veneziano ha già 2 assist. Detto che ne vuole fare 40. Bravo Blake. LeBron ha fatto i complimenti a Veneziano, ma si vede che un po' ha sofferto vedere un Cume così, mamma mia. Parte a bomba il talentissimo. Terzo assist in the game. Ta 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 ra, la. Vabbè, forte New York comunque, ma pick and Cume. Eccolo qua. Non è facile ragazzi, non è facile, però lo squadrone ce l'ho per poterci riuscire. Devo fare 10 assist a quarto di media. Mamma mia. Sì, chiaramente stiamo difendendo un po' da culo ragazzi. Diciamo che questo è l'obiettivo, regular season. Prime partite possiamo permettercelo con tutto quello che ho vinto. Il Cume è veramente nel pick and Cume veneziano devastante. Non a caso Chicago ha scelto 2 partite sulla carta semplici in casa con 2 squadre non veramente, non proprio devastanti, ecco. Dovrò farlo in questa stagione qua perché poi inizierà sicuramente il crollo, inizierà la parabola discendente come è giusto che sia. No, ma perché ho sbagliato tutto?
Male Kume qua. New York è squadra molto anonima comunque, Guarda come gioca Chicago per il Kume, è bellissimo, è bellissimo. Yes, mamma mia, Howard. Howard versus New York. Grande barba e va il Kume. E ancora la premiata ditta, Howard veneziano. Devastante il Kume, si sta dedicando solo agli assist e si vede. I tifosi sono invisibili, ormai l'NBA sta diventando più show. E il Kume la ruba. Sì, Chicago è imbarazzante da quanto è forte. Tanti però dicono che non finirà a Chicago la carriera. Comunque New York rimane in partita, Guardate il Kume come gioca. Comunque New York inesistente, ragazzi. Diciamo che non sarà durissima portare a casa questo record, vedendo un po' come giocano i Knicks. I Knicks, scusate, non sono andato. Devo togliermi via sti due, diciamo, sti due record. Dopo ne ho fatto un altro che sinceramente non era fondamentale, delle triple, però Ocho. Bello, bello. Gran canestro qua. Freedom. Solo che New York c'ha una difesa, mamma mia. Fa finire che Howard mi batte il record di punti. Stoudemire. Stoudemire. Bravo Kume. Qua c'è un errore. Ci guardiamo il primo. E l'ultimo tempo. Devo giocare con Howard, è l'unico. No, no. Attenzione, stiamo calando, qualche errore di troppo. Bello. Dai, dai. Vai Black. Grande Black. E Black c'è, signori. Devastante Chicago. E sta giocando così alla cazzo, ma in regular season è un po' così. Ocho. Bravo Black. Il Kume scatenato. Bravissimi. Attenzione Blake. Grande Black, no. E il Kume mette anche 2 punti.
Ok, recupera ancora Chicago. No, ogni tanto ci capita l'errore. Fallo di Muro, fallo di Giovanni Muro. Fallo di Giovanni Muro. Senza Howard faccio un po' più di fatica. Il Barba. Merda. Si è un po' fermato il tassametro degli assist. Bravissimi. Bravo Kume, yes! Che visione di gioco per il talentissimo. Veneziano vuole entrare veramente nella leggenda di questo sport e già c'è di brutto anche. Yes! Mamma mia che stoppone! Che squadra, che team, che classe, che Kume. Bello. Veneziano se li porta a spasso tutti. Bello. Dei coglioni, bello sto canestro. Ok, il Kume non c'è, quindi ci becchiamo dopo. Raga, 28 assist, 29. È il numero 2. Siamo vicini, stiamo massacrando New York, ragazzi. C'è un secondo quarto imbarazzante. Senti, comincia a parlare i telecronisti. No, bruttino questo, bruttino. Mamma mia, siamo già vicini. New York squadraccia comunque, mamma mia. Cosa fa il Kume? Perché tira? Ma no, l'ha messa! L'ha messa il Kume da 3. Il Kume se la ridà voglia di tirare, però bisogna completare l'opera, raga. Abbiamo tantissimo, abbiamo tipo una tonnellata di tempo, però dai che dopo ci proiettiamo ai playoff. Boom boom boom. Yes. Veneziano è a un da 30 di Skiles. Oh! È teso il Kume, è teso, sa che può tanto uguagliare adesso. Sarà questo il momento? Oh! No, Black, non va, New York non accetta, ma devono capire che ormai... Blake, yes! Record singola partita insieme a Skiles. Beh, voli 40 però il Kume, li pretende, li esige. E vuole arrivare al 4 ovviamente. Mamma mia ragazzi, il Kume vuole entrare veramente nella leggenda. Eccolo qua! Yes! Esso è record! È record! NBA! È record! NBA!
record. NBA, guardatelo. Meraviglioso, meraviglioso il pianto del Cume che realizza l'ennesima impresa di una carriera che non ha senso. Ragazzi, manca 1 minuto e 18. Record devastanti per Veneziano. La voglio far chiudere a Veneziano il tuo minuto. Massacrata anche New York. Ma se giocassi tutti io sarebbe 82-0. Non ha più energia, ma lo mettiamo, ce ne sbattiamo. Record su record per uno dei più grandi talenti della storia della National Basketball Association. Ma guardalo, che arroganza, che giocatore. MVP, 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 MVP. Vorrebbe vincere un altro MVP, la vedo difficile però. Si è gasato il Cume con il coro MVP, cosa fa? Mamma mia. Alla fine fa anche 28 punti, 44 assist. Signori, this is Cume. Sì, beh, New York è finita ormai, vuole i 30, vuole i 30. MVP, 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 MVP. Quinto fallo. Non vuole finire la partita il Cuba, non vuole finirla. Ennesimi record, ennesimo. Di una carriera che veramente è dell'incredibile e non è ancora finita. Guarda come si sta divertendo Veneziano. PP, MVP, sentite si gasa e vuole che i tifosi devono urlarlo ancora di più. 5 palle recuperate anche, vabbè. Lo ripetiamo i 186, ma mamma mia. Ma Chicago ha scelto bene comunque, due squadre non fortissime anche questo. Finisce qui ragazzi, altro record mostruoso per uno dei più grandi talenti della storia della National Basketball Association. Il Cume è felicissimo. Regala ai suoi tifosi migliori che non pensavo. Anche stoppate tutto. Può far tutto il Cume. Può far tutto. Sembra una stagione memorabile, ci vorrebbe un altro titolo. Andiamo a vedere. Storia. Record NBA. Vabbè. Assist distrugge Scott Skiles, Kevin Porter, John Stockton, Bob Cousy. 44 assist il 22 novembre 2013. Signori, il Cume è ancora primo, ha ancora 97, cioè incredibile. Ha 36 anni. Quest'uomo ha vinto 5 MVP 99, 2000, 2001, 2002, 4 di fila più uno nel 2010 e ne vuole un altro almeno. Campione NBA 7 volte, 99-2000, Vancouver, 2003-2004, Boston, 2007, 10 e 13, ogni 3 anni con Chicago, All-Star 16 volte. Dal 97 al 2010 lo Star, tranne il 2011 che probabilmente era lì, non so perché, ma vabbè, è incalcolabile, prima scelta assoluta nel 96. Si gode.
Eccoci qua ragazzi, 63-18. Record tranquillo, pensavo anche meglio sinceramente. E si va, LeBron James però alla fine porta a casa l'MVP. LeBron sta collezionando MVP. Shaquille O'Neal Jr., un po' più magretto di Shaquille O'Neal, vince il matricola dell'anno. John Wall, sesto uomo, grande John. LeBron James difensore, Edward Blount migliorato, RJ Cousin allenatore, Gary Samuels Administration. Va bene. Addirittura siamo, e va bene, anche nel primo quintetto difensivo. Ridi, il cazzo LeBron però, contusione. Mentre LeBron contro Miami. Vediamo se saranno partite semplici. Gara 1 in scioltezza. Niente, ormai anche l'MVP sarà quasi impossibile. Nelle finali se ci andiamo ancora sì, ma l'MVP della stagione la vedo dura, purtroppo. C'è chi è più giovane di me, comunque è più completo. Comunque leggo veneziano, cose turche per il Cuba. Concedi più minuti al Cuba, che sbaglio, quante cazzo di minuti devo dare? Attenzione, sconfitta. Attenzione, sinceramente non mi preoccupo, perché avrei perso comunque, però. Attenzione, blackout cumendiano. Oh. Attenzione. Fiori. Ecco. Adesso meno minuti. Momento di crisi bullsiano. Questa la diciamo tranquillamente. È fuori casa, ho un po' di problemi. Dai. Bojan Bogdanovic. Ok ragazzi, voliamo contro Milwaukee. Cleveland perde 0-4, mamma mia. Figura oscena. Mamma mia, che figuraccia. Vai. Vediamo se sarà ancora Chicago Golden State. Golden State ha veramente creato una dinastia, ma Chicago, ragazzi. Veneziano ha trovato la sua dimensione, forse definitiva. Dopo Vancouver, dopo Boston. Finora non abbiamo troppi problemi a passare i turni. Questa dimostrazione che Veneziano è veramente un fenomeno. Altra vittoria. Tanto Memphis è in finale. Ma ha battuto Golden State? No, era Golden State Los Angeles mi sembra. Attenzione, siamo là. Oh yes. Sì, gol 2 è bellissima. Attenzione, il crollo di Golden State. LA è in finale. E anche LA, vabbè. LA si è svegliata comunque dopo la vittoria che ha finito il meme. Contro Indiana. Complimenti ai Pacers, cazzo. I Pacers in finale, non me l'aspettavo. Sì, ma veramente Cleveland inguardabili. Cazzo, ecco, vedi, stai calmo, vedi, ci accogliamo e perdiamo gara 1 senza giocarla. Calma, non sarà semplice. Scherzavo. Vediamo a Pacers, perché non siamo a Indiana, ma siamo a Pacers.
famosissima città Pacers. Ah, buono. Ardit passeggia. Attenzione, 3-0 Los Angeles. Attenzione, ci potrebbe essere un'altra finale contro Los Angeles. Perso tante finali Los Angeles in questa era cubendiana, però almeno una l'ha vinta, carca miseria. 3-1. Los Angeles è in finale, signori. Veneziano vuole l'8º titolo e il 4º con Chicago, il 2º consecutivo. Finora Chicago ha vinto ogni 3 anni con il Cuba. Ok, la finale Chicago Bulls, Los Angeles Lakers. Ci facciamo solo gara 1 e poi ci salutiamo. Chris Paul, Kobe Bryant, Kevin Durant, Calvin Garnett, Chris Paul, cioè Paul Gasol, scusate. Veneziano, James Harden, Bojan Bogdanovic, Blake Griffin, Dwight Howard. Vai! Sulla carta Los Angeles forse è più forte, eh? Paul. Game 1 of the NBA Kobe. Finals. Kobe. The Los Angeles Lakers delivered a 4-game sweep to become conference champions. Mamma mia, che potenza che è lei. Ultimate goal. Just 4 wins away. The first chapter begins. E si parte, ragazzi. Ennesima finale per Veneziano. Il fenomeno veneziano è ancora in finale. L'era Jordan è stata grande, ma l'era veneziano di più. Vai. Si parte. Na na na, la la la. No, Howard, ma dai. Che cazzo, scusate. Gasol! Subito, mamma mia. Ok, primi 2 punti, il tassametro comincia a correre per LA. Mamma mia. Che dormita qua anche di Griffin. Ragazzi. Mamma mia, brutto inizio di Chicago, eh? Addirittura. Boh. Mamma mia, che inizio spaventosamente orrendo. Durant non proprio un gran tiro di Kevinaccio. Ancora il Cube che la perde. Ragazzi, ma che sta succedendo? Primo minuto imbarazzante. Chris Paul è veramente un fenomeno, lo sappiamo, cioè. Yes! Only rete! No! Ma come l'ha sbagliato? Ma sembra uno squadrone devastante lei, eh? Fioi? Sono salutati Garnett e Veneziano, ex compagni dei 2 titoli bostoniani. Mamma mia, che figura, oh. Tifosi scioccati allora in Air Center, inizio spaventosamente orrendo. Yes. Secondo fallo già di Veneziano, è teso il Cume, non si capisce il perché. Infatti addirittura esce Veneziano.
Poi sta adesso, diciamo, scontando la fatica della regular season e dei record fatti. Mamma mia. Non ne va mezzo, signori. Bravo Howard. Chicago sembra nel momento di forma peggiore nel momento più importante. Bravo Wall. Giovanni Muro. Chris Paul fa quello che vuole. Che Black Mamba, boom. Che fatica per Chicago. Questo inizio in casa imbarazzante. Occhio. Bello. Sì, sì, non c'è partita per il momento. In questa gara 1 non c'è partita. Mamma mia. Disastro bullsiano. Sì, sì, persa. Comincia male queste finals NBA con 1-3-6 LA, 1-2-5 Chicago. Los Angeles vuole il titolo, il secondo dell'era Cube. Raga, sotto il comune veneziano ci becchiamo per il prossimo video che andremo a finire la stagione 2013-2014. Ciao!